e questo elicottero ci fa compagnia da molto e quindi adesso ve lo documentiamo. Dietro di me il massiccio del Grappa che insiste su 3 province, noi siamo però in provincia di Treviso, Aune di Fonte, poi andremo nel Vicentino per parlarvi ovviamente di agricoltura e belle cose, andremo anche in grotta. Per adesso sigla. E sono un po' intimidito qui per intervistare queste 2 persone perché abbiamo qui a fianco il dottor Franco Brolese e il dottor avvocato Luca Brolese, i quali però hanno deciso, pur con laurea, di fare i contadini nella vita. E allora anche loro, perché sono bravi e intelligenti, hanno pensato di attingere al programma di sviluppo rurale, per cui adesso hanno costruito questa bellissima stalla con 200 vacche, vacche da latte, e hanno avviato questa iniziativa. Allora, che scelta avete fatto? Abbiamo fatto la scelta di continuare l'attività dei genitori, in particolare del padre, e quindi abbiamo deciso di incrementare il numero di capi presenti in allevamento. Le scelte tecniche relative all'investimento sono state il dimensionamento degli spazi all'interno della stalla. Qui avete acquistato questa mungitrice che è unica in Italia, almeno per ora, però altri lo prenderanno. Quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche consente per una dimensione aziendale come la nostra di avere una struttura compatta, gestita in maniera autonoma da un unico operatore, quindi ottimizzando i tempi a disposizione per la mungitura e garantendo un'elevata qualità del prodotto finale. Però è anche vero che oggi come oggi anche stare in stalla poi bisogna guardare, ci sono molte carte da girare e molte cose su cui anche una competenza diciamo di tipo giuridico non fa male. Beh, sicuramente gli adempimenti burocratici sono sempre di più, aumentano ogni giorno, questo purtroppo va a discapito del lavoro diciamo manuale, però bisogna fare anche questo e sicuramente una formazione in materia non guasta. Ecco. Allora grazie, allora, complimenti a Franco e Luca, ovviamente l'agenda del PSR, poi andiamo a Torre di Quartesolo, restiamo nel Vicentino. 13 misure, 44 interventi e una maggiore concentrazione delle risorse sono le caratteristiche della proposta di programma di sviluppo rurale 2014-2020. Maggiori dettagli nel portale piave.veneto.it. Sono disponibili nel bollettino ufficiale regionale e nel sito web di Avepa le graduatorie dei bandi 2014 del PSR Veneto. I documenti sono reperibili all'indirizzo regione.veneto.it e avepa.it. Accedere ai dati del fascicolo aziendale e verificare online l'iter delle pratiche. Sono solo alcuni dei servizi a disposizione degli agricoltori nell'area riservata del portale integrato per l'agricoltura veneta. Di più su piave.veneto.it. Eccoci qui, amiche e amici, a parlare anche quest'oggi di tutela del consumatore. Siamo davanti ad un centro commerciale, uno qualsiasi, perché parliamo di una card particolare. Più di qualche volta vi sarà stata proposta una cosiddetta Fidelity Card, perché avete acquistato un prodotto, perché avete aderito ad una promozione, insomma avete con voi questa carta che vi dà accesso a degli sconti e delle promozioni. Ne parlo quest'oggi con l'avvocato Sabrina Girotto, che rappresenta l'associazione Casa del Consumatore. Buongiorno. Non ci sono grossi problemi per queste card, però che cosa succede, avvocato? Succede che la maggior parte dei consumatori, circa l'80% che oggigiorno detiene una Fidelity Card, non è consapevole che queste carte contengono al loro interno un vero e proprio software capace di raccogliere ed estrapolare i dati sulle abitudini di consumo dei
degli utilizzatori delle carte. Quindi se io ho aderito ad una promozione, insomma ho in tasca questa card e preferisco acquistare sempre un determinato prodotto o ad un determinato posto, vengo sostanzialmente monitorato. Diciamo di sì, questi software poi raccolgono i dati e tutte le informazioni vengono poi trasmesse alle varie aziende o negozianti che emettono queste carte e indirizzano quelle che sono le strategie commerciali dei produttori. Avvocato, io allerto sempre i telespettatori in questo caso, insomma non dobbiamo allarmarli. No, non c'è nulla da preoccuparsi, certamente occorre stare oculati nel momento in cui si utilizzano le fidelity card, perché non bisogna dimenticare che sottese a queste tipologie di carte c'è un vero e proprio marketing relazionale, ovvero il tentativo delle aziende di indirizzare i consumatori all'acquisto di determinati prodotti o di determinati marchi piuttosto che altri. Avvocato, io la ringrazio per la sua testimonianza quest'oggi, come sempre ringraziamo l'associazione Casa del Consumatore e nel congedare l'avvocato Sabrina Girotto passo la linea al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi troverò ancora una volta presenti a seguire i nostri contributi per quanto riguarda le bellezze del nostro Veneto. A tra poco. E ci siamo spostati in provincia di Vicenza, qua lungo la Valsugana, passato Bassano, per andare a Trento si trova Stagna sulla sinistra del fiume Oliero e noi siamo proprio nelle grotte di Oliero, come vedete, queste grotte che sono molto importanti, ma ci spiega tutto il direttore dei musei qui della grotta di Oliero. Sì, questo è il dotto collettore principale del sistema carsico dell'altopiano di Asiago, quindi ha dei volumi d'acqua da gestire molto importanti e anche tutto il sistema carsico di grotte che c'è alle spalle è assolutamente straordinario. Questa dove ci troviamo adesso è la sala della colata, che è una delle parti visitabili più spettacolari, ma tutto quello che sta alle spalle in parte è ancora inesplorato ed è assolutamente di grande pregio geologico, naturalistico e ambientale. Sarebbe bello dire molte cose, però ecco, diciamo che qui ci sono questi due musei, uno appunto sullo sviluppo e l'evoluzione delle grotte, un altro sulle cartiere qua, che erano importanti. Sì, difatti tutta l'acqua che esce da questo sistema carsico veniva utilizzata in tempi antichi proprio per far andare i meccanismi di molti opifici. Quello che è importante è che qui vengono più di 30.000 persone, allora cosa ha pensato il Comune? Il Comune dice ma qua bisogna un po' sistemare, dove vado a prendere i soldi? C'era il PSR, che cosa avete chiesto? Noi abbiamo chiesto, in particolare in questo caso, un contributo per l'allestimento del Museo della Carta e della Speleologia. Ci sono stati assegnati circa 100.000 euro su un importo di circa 190.000 euro e abbiamo fatto appunto gli interventi di ultimazione degli impianti e di allestimento scientifico e l'allestimento vero e proprio con l'acquisto di attrezzature, macchinari e l'approntamento di tutto quello che riguarda il museo. Però il territorio qui è bellissimo, quindi c'erano anche dei sentieri da sistemare, da mettere a posto, da costruire. Sì, in particolare abbiamo un'area terrazzata che è stata individuata dalla Regione nell'ambito delle aree terrazzate delle Alpi. La Regione Veneto ha individuato l'area di Valstagna, in particolare Contrada Mattietti, e a noi serviva una strada per arrivare a raggiungere questa contrada, a fare gli interventi di sistemazione dei terrazzamenti e dei fabbricati. Abbiamo ottenuto un finanziamento sempre col piano sviluppo rurale per realizzare l'ultimo tronco della strada pastorale col Mezzorigo Mattietti. Complimenti, vedete quanto bello è il Veneto e anche che bella mano ha dato il PSR qui. Grazie a voi e adesso continuiamo, linea a Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qui per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Quest'oggi Tiratera è in provincia di Vicenza, siamo esattamente a Torri di Quartesolo, in maniera specifica lo scopriremo tra non molto. Innanzitutto vado a salutare il prossimo ospite della nostra trasmissione, che è Corrado Mercanzini. Ciao Corrado, abbiamo una I in più, tecnico del comune di Torri di Quartesolo, lo abbiamo strappato al dovere, però era importante perché dobbiamo presentarvi quest'oggi il parco del fiume Tesina. Dove ci troviamo esattamente in questo momento? Ci troviamo alle porte di Vicenza, nel comune di Torri di Quartesolo, siamo sull'argine del fiume Tesina. Il fiume Tesina parte da Sandrigo, località Cibalde, e sfocia nel Bacchiglione, località San Pietro in Trigonia, e attraversa numerosi centri abitati, tra i quali il comune di Torri di Quartesolo.
Noi abbiamo questo corso d'acqua che, come dicevi, accarezza tutto questo tratto, però proprio nel comune di Torri Quartisolo è successo qualcosa, che state creando questo parco che ha la particolarità, appunto, lo vorrei definire quasi un polmone all'interno di Torri di Quartisolo, è giusto? Non potevo usare una definizione più adeguata, si tratta proprio di un polmone inserito in un contesto più ampio, che è il contesto del SIC, un sito di interesse comunitario, del Bosco di Due Ville e risorgive limitrofe. Questo parco nel progetto iniziale comprendeva una vastissima superficie lungo tutta l'estensione nel comune di Torri di Quartisolo. Nello specifico, Claudio, l'amministrazione ha inteso soffermarsi su uno stralcio, il primo stralcio, quello più importante a detta dell'amministrazione. Siamo lungo anche una pista ciclabile, che non è proprio piccolissima. Questa è una pista ciclabile che si estende per 700 metri, va dal Ponte Palladiano, che è un elemento di forte connotazione del paese di Torri Quartisolo, eseguito su disegno del Palladio, e sostanzialmente con una lunghezza di circa 700 metri fino al ponte della ferrovia, crea questo particolare percorso immerso nella natura, immerso nel verde, dove hai la precisa percezione di abbandonare il caos, di abbandonare il traffico della statale, lasciartelo alle spalle, e un cambiamento di suoni, di colori e di rumori ti porta ad immergerti in una situazione molto differente e molto piacevole. Io ringrazio allora il nostro Corrado Marchesin, grazie per questo importante, anche se velocissimo, contributo. Ci salutiamo qui, saluto naturalmente anche Mimmo Vita che con me ha condotto Tiratera e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima trasmissione. Arrivederci!